Buonasera, io sono Paolo Dascanio, faccio parte di Assemblea Nazionale Sarda, qui con me c'è Maria Luisa Mura e sono collegati con noi la professoressa Rossana Coppez e il professor Carlo Pala. Io ringrazio tutti e tre per essersi collegati stasera per il lavoro di queste settimane, per l'organizzazione di questo evento. E questo evento è il primo della serie di seminarios che abbiamo deciso di chiamare Epistemologia dell'indipendentismo. Vi dirà meglio Maria Luisa Mura che cos'è e perché abbiamo scelto questo titolo. E ci tengo a dire che siamo in un momento di formazione all'interno di ANS e abbiamo deciso di aprirlo, di condividerlo fra soci e non soci. È un'attività che abbiamo fortemente voluto come associazione, come Assemblea Nazionale Sarda, e abbiamo iniziato venerdì scorso con Cristiano Sabino, con il vocabolario dell'autogoverno. Seguirà a breve un secondo incontro, come è stato richiesto da molti che erano collegati. E adesso lascio subito la parola a Maria Luisa Mura. Dico solo due cose su Assemblea Nazionale Sarda, giusto per chi non la conoscesse. Per chi la conoscesse già mi scuso per essere ripetitivo, ma giusto due informazioni. Nasce 5 anni fa l'associazione in un periodo molto simile, che è quello post-elettorale, e nasce con l'intento di parlare di alcuni temi che sono cari, secondo noi, alla società sarda, fuori, o meglio, trascendendo quella che è l'attività partitica, ma rimanendo in quella che può essere un'attività intesa in senso politico, ma in senso più ampio, cioè laddove c'è un discorso pubblico che riguarda tutte e tutti e tratta di temi pubblici, beh, lì in quel senso stiamo facendo politica. Non siamo un partito, non lo diventeremo, lo abbiamo scelto nello statuto, e agiamo di solito con azioni territoriali, con azioni nazionali. Territorialmente abbiamo le assemblee territoriali che organizzano i loro eventi a Sassari, Nuoro, nel Mangiolisaia, a Dorgali, a Oristano, a Cagliari. E invece nazionalmente interveniamo con degli eventi che sono ad esempio Sadie, che si sta avvicinando a breve il 28 aprile, a Oristano fra ottobre e novembre si svolgerà la terza edizione di Faulas, che è il festival che organizziamo nazionalmente come festival che vuole distruggere i luoghi comuni sulla Sardegna e sui sardi, e che costruiamo spesso in Sardegna, ma a volte vengono imposti da fuori semplicemente. E niente, vi lascio subito a Maria Luisa Mura. Due parole sui re. Maria Luisa sta terminando il dottorato di ricerca in geografia letteraria e promozione dei luoghi della letteratura presso l'Università di Marsiglia, in collaborazione e partenariato con il centro letterario Jean Genot e con il centro di ricerca sul turismo letterario dell'Università per Stranieri di Perugia. Io la ringrazio tantissimo per il lavoro che ha fatto, per aver scelto di coinvolgermi in questo lavoro di epistemologia dell'indipendentismo. Insomma, è una persona che stimo tanto sul piano, è una cara amica ed è una persona, insomma, con cui è stato un piacere lavorare. A lei la parola. Allora, buongiorno a tutte e tutti, grazie per tutti i volti nuovi che vedo e invece per anche tutti tanti amici e amiche che hanno scelto di ascoltare l'ennesimo discorso narrativo sardista, ma insomma siamo qua per questo. Ringrazio Assemblea Nazionale Sarda per aver supportato e accolto questo progetto, e grazie infinite a Paolo Dascanio, che appunto, oltre ad essere coordinatore formativo, è anche un carissimo amico che ha pensato e dialogato con me questo progetto. Allora, cosa si tratta, di cos'è questa epistemologia dell'indipendentismo? Partiamo da una geografia ed appunto dalla storia di come è nata questa idea. Questo progetto nasce a Bologna, in realtà, non in Sardegna, in un bar che si chiama La Linea, ed è un bar dove io e il sottoscritto Paolo Dascanio ci trovavamo a fare colazione, e parlando come al solito di Sardegna, di sardismo, di autonomie, di indipendentismo, ci rendevamo conto, man mano che il discorso avanzava, che sebbene siano tutti temi a noi tanto cari, di cui comunque ne abbiamo fatto una prospettiva di ricerca, di azione e appunto anche uno stimolo proprio riflessivo, non fosse facile per noi declinare nella nostra vita di oggi nessuno di questi temi in termini di azione, di narrazione, ma anche solo banalmente di comprensione.
quasi avessimo a che fare appunto con delle vestigia di un passato eternamente presente che però non è più effettivo, appunto, come senza sapere come narrarlo e neanche come renderlo attuale. Quindi, di cosa parliamo quando parliamo di indipendentismo, di autodeterminazione? Ci sembra che questa risposta sia molto disagevole, non tanto perché non esistano effettivamente azioni mirate, quella di ANSA appunto costituisce un esempio più che eccelso, ma tante poi appunto piccole operazioni appunto territoriali e tante ricerche poi scientifiche che avvalorano questa istanza e la arricchiscono. Ci sembra però che manchi proprio una visione d'insieme capace di mettere a sistema metodi, orientazioni teoriche, voci ed esperienze complete e complementari che agiscono in questa prospettiva. Insomma, questo progetto nasce così, con una domanda che vorremmo potesse essere, forse con troppa audacia, troppo ardore, troppo entusiasmo che appunto ci anima quando scriviamo e facciamo progetti. Vorremmo che questo fosse uno spazio, la creazione di uno spazio dove creare un nostro alfabeto. E con alfabeto intendo banalmente un discorso comune e partecipato in cui riconoscersi, appartenere e così riorientare prospettive di studio e di azione locali. Da qui il titolo rimane volutamente molto fumoso, quasi magmatico, epistemologia dell'indipendentismo. Abbiamo scelto che rimanesse tale proprio per darci la possibilità appunto di attribuirgli noi stessi e noi stesse dei significati diversi. Da qui infatti il sottotitolo molto più chiaro, che abbiamo voluto essere guida pratica per azioni e narrazioni locali, quindi ridare forma e significato a concetti complessi, un po' come appunto sull'insegnamento sempre valido di Michelangelo Pira del 78, che ci invitava per l'appunto a ribaltare l'oggetto visivo Sardegna appunto dall'interno, con quella che è una nostra volontà di azione e di comprensione. Qualche parola appunto da qui, anche chiudo su questo, il senso della carta, non so se avete visto la locandina dell'evento, che appunto, per quanto un po' sbiadita, è una carta del 1848 che rimanda all'Atlante appunto fatto dalla Marmora e appunto commissionato, mandato dai Savoia. È una carta che va a recensire, catalogare quelli che erano appunto le risorse geologiche dell'isola della Sardegna, e come vedete è una carta in divenire, quindi una prima immagine, una carta quasi vuota che poi si sposa con una seconda immagine un po' più piena e una terza invece molto colorata che va appunto a identificare delle zone di interesse. Mi sono detta che poteva essere molto bello ragionare da una carta, appunto una carta che si vuole sia come prospettiva in divenire, ma anche come prospettiva di conoscenza in divenire, con anche questa implicazione di scrittura collettiva, per cui effettivamente sì, partiamo da una carta che è stata usata per appunto sfruttare delle risorse e usiamola perché diventi per noi una possibilità di ricostruire appunto degli alfabeti comuni. 2 parole sul metodo, che è un po' alla base di queste idee, di questo percorso. Allora, il metodo che abbiamo scelto di impiegare, appunto da cui attingo anche per le mie personali ricerche, è quello della ricercazione. Cos'è la ricercazione? Per farla molto brevemente, una postura di ricerca molto impiegata appunto nelle scienze sociali, per cui il ricercatore e la ricercatrice cerca costantemente di applicare la teoria scientifica in azioni, attraverso delle azioni territoriali mirate che possano effettivamente avvalorare almeno una tesi. Non riusciamo chiaramente in 4 seminari a fare tutto questo, però ci siamo detti che poteva essere molto importante poter agire in una prospettiva complementare di ricerca e azione, ovvero associare 2 mondi che molto spesso sono ingiustamente lontani, quindi da un lato quello della ricerca, sia essa accademica e scientifica e non, e da un lato quello dell'azione territoriale, che può coinvolgere appunto attivisti, che può coinvolgere centri pro loco, che può coinvolgere tante figure diverse. Ci siamo dette che ogni incontro avrà appunto un protagonista e una protagonista appunto da entrambi gli ambiti, in modo da riunire azioni e ricerche in un discorso comune e così anche ridare dignità scientifica a un tema che appunto molto spesso ci sembra averla persa, e da qua appunto tutta la fumosità di queste parole che non sappiamo più usare. L'altro punto di metodo che mi piacerebbe molto approfondire, con cui ho scelto di lavorare, che approfondiamo tra l'altro anche oggi, è quello del tema della narrazione. Lavorare in una prospettiva narrativa.
È un metodo che, oltre a essere appunto al cuore appunto delle mie ricerche, vuole essere al cuore di questo seminario, e che riprendo dalla pratica della geografia umanista. Geografia umanista appunto che dagli anni 70, contro quelli che erano i paradigmi geodeterministi e geodeterminanti, appunto di cui peraltro la Sardegna è gran vittima, e questo da tempo e tuttora, cercare appunto di ripartire dalle narrazioni che compongono il luogo, e banalmente anche dalle nostre esperienze di luogo, quindi esperienze affettive, quelle che chiamano un po' le topofilie, le esperienze di vita, per poter fare di queste narrazioni non solo uno strumento analitico, quindi la narrazione come metodo di analisi complessa, ma anche appunto uno strumento di coscienza. Quindi come le narrazioni compongono il luogo e i suoi discorsi, come possiamo oggi impiegarle per ricostruire il luogo da una prospettiva plurale. Come, per riassumere, appunto anche un po' per sintetizzare tutti questi concetti forse anche un po' complessi, riprendo una citazione da un geografo che stimo molto, Angelo Turco, che dice banalmente: dire la terra e anche farla. Questo vorremmo che fosse appunto il senso di questo spazio seminariale, che prevederà 4 incontri, questo primo di oggi, che è un incontro appunto teso a fare uno stato dell'arte, e poi declinare questi metodi e queste prospettive su 3 temi che ci stanno molto a cuore: la cultura, il turismo e l'ambiente, temi peraltro effettivamente al centro dell'analisi sardista, che devono secondo noi stare al centro dell'analisi sardista attuale. E questo primo incontro, appunto stiamo per lasciare la parola, non vi preoccupate, a Rossana Copez e Carlo Pala, appunto a ragionare su quella che è una possibilità di convergenza appunto narrativa tra la politica istituzionale, di cui ci parlerà appunto il professor Carlo Pala, e quella che invece è la narrazione e l'azione culturale, e quelli che possono essere effettivamente non solo le sue declinazioni territoriali, ma anche poi effettivamente le possibilità appunto pedagogiche, le possibilità appunto di coscienza e di creazione di una coscienza collettiva. Vi ringrazio quindi di nuovo, spero appunto che ci seguiranno a questi due interventi dei 2 relatori, seguirà un dibattito, e quindi spero che sarà poi anche lì questa occasione di dialogo e di costruzione collettiva. Lascio la parola a Paolo per la presentazione del professor Pala. Grazie. Grazie Maria Luisa. Niente, Carlo Pala, per chi non lo conoscesse, è un politologo, ha insegnato nelle università di Sassari e Cagliari, è affiliato all'Istituto di Studi Politici di Rennes in Francia, e i suoi temi di ricerca sono principalmente le nazioni senza Stato, i partiti etno-regionalisti, i processi indipendentisti in Europa, in Sardegna, le nazioni e i nazionalismi. È autore di diverse pubblicazioni, fra cui Idee di Sardegna, e a lui abbiamo chiesto di descriverci il campo indipendentista sardo, dove si muovono associazioni, partiti, movimenti, anche quelli esteri, che sono un po' i loro corrispettivi e che con loro hanno le relazioni più importanti. Lo ringraziamo tantissimo e gli lascio subito la parola. Grazie. Grazie Paolo, grazie Maria Luisa, sono io che devo ringraziare voi, perché riuscire a parlare di questi temi non è mai semplice, e riuscire a farlo in un periodo post-elettorale lo diventerebbe forse ancora di più, ma non voglio parlare di elezioni. Non voglio parlare di elezioni perché il discorso che io vorrei trattare, a parte che non è per niente semplice, cioè definire dove sta oggi l'indipendentismo in Sardegna è un qualcosa di particolarmente complesso anche per gli stessi attori, e non me ne vogliano gli stessi attori che conosco praticamente tutti per quello che sto dicendo, nel senso che effettivamente è complicato riuscire a descrivere oggi lo stato attuale dell'indipendentismo politico, e poi cercherò di spiegare come mai sto facendo questo piccolo inciso sull'aggettivo politico. Dicevo, è particolarmente difficile riuscire a spiegare, o meglio a capire prima di tutto, dove sta l'indipendentismo politico, perché l'indipendentismo oggi in Sardegna, ma non solo in Sardegna, si è un pochettino trasformato. Si è trasformato in un movimento di opinione, di idee, che oltre che praticare l'azione politica istituzionale,
è tornato a fare, secondo me, in maniera meritoria da un punto di vista e forse non approfonditamente da un altro punto di vista, un'azione di pensiero e di riflessione che aveva abbandonato dagli anni 70, molto probabilmente, e che oggi, a parte la breve parentesi all'inizio degli anni 2000, oggi forse sta riprendendo e comunque se non sta riprendendo sarebbe necessario che riprendesse a fare. Perché dico questo? Perché oggi l'indipendentismo sardo, che voi meglio di me sapete essere diviso e suddiviso in diverse sigle politiche, non tutte facilmente osservabili anche dal punto di vista delle loro manifestazioni politiche e istituzionali, sta attraversando un momento in cui probabilmente una certa spinta dei primi degli anni 2000, essendosi in un certo qual modo ridimensionata rispetto a quelle che erano le prospettive elettorali, ha in questo momento bisogno di una fase di riflessione. Tra l'altro in Sardegna sembra che ci sia una legge non scritta che noi abbiamo cercato di far emergere fin dove è possibile, per cui l'indipendentismo sardo funzionava e funziona quasi ad ondate regolari di tempo. Cioè ogni una decina d'anni l'indipendentismo emerge e poi in maniera carsica si risotterra per poi emergere nuovamente, per poi risotterrarsi di nuovo e così via. Attenzione, quando si sotterra non è che dorme e va in letargo per un tempo quasi indeterminato, appunto, ma lavora. È proprio la goccia delle grotte carsiche che scava e produce comunque riflessione. Voi siete figli, voi di Hans, siete figli di questo, di questa riflessione. Quindi dal punto di vista di chi vi osserva dall'esterno e dal punto di vista di chi guarda a voi con simpatia e partecipa ai vostri appuntamenti, numerosissimi appuntamenti, voi state facendo un'opera meritoria, perché in un silenzio generale in cui c'è un partito che ha più di 100 anni di vita, che ha compiuto delle scelte che non tutti gli indipendentisti in Sardegna hanno apprezzato o hanno appoggiato o hanno capito, insieme ad altre forze politiche che potevano avere probabilmente come lo possiamo definire, un futuro più promettente, che poi per svariate ragioni, che non voglio davvero qui annoiarvi nel ripeterle o nel descriverle, questo futuro radioso non lo ha potuto promettere, voi state animando una riflessione che è, diciamo, direbbero i francesi, che va a côtoyer, cioè ad affiancare proprio quello che è l'indipendentismo di tipo politico in senso stretto, tout court. E bisogna dire subito che questa operazione non è importante, è fondamentale, perché lo dico io che sono un piccolo umile politologo e che quindi dovrei utilizzare un metro di misura diverso da quello che in effetti invece voglio utilizzare, cioè guardare il fenomeno politico solo ed esclusivamente nella sua dimensione partitica o nella sua dimensione elettorale, commetterei un grande errore se facessi questo tipo di analisi, e in questo mi avallo anche della riflessione delle pubblicazioni di quanto sta avvenendo nella letteratura scientifica che è a me più vicina, che descrivono situazioni simili da altre parti. Vi chiedo subito, nel linguaggio anche non tanto quello mass mediologico, perché lì ovviamente potete ben capire che ci sono delle difficoltà di non poco conto che vanno ad investire altri aspetti,
Però anche chi di voi mi sta ascoltando e si reputa un indipendentista, non credo abbia difficoltà a notare come mai ci sia un certo silenzio non solo in Sardegna, ma in generale un po' in tutto il mondo indipendentista oggi in Europa. Vi ricordate le spinte scozzesi e catalane? Sembra che non ci sia più niente. Sembra che non ci sia più niente, ma non è affatto così. L'indipendentismo, quello appunto non tanto legato alla manifestazione partitica o all'azione elettorale, è una tendenza politica, non la voglio definire una ideologia, la voglio definire una tendenza politica che ha come caratteristica precipua, tra le tante caratteristiche che ha, quella di disconnettersi e di riflettere, perché non è facilmente e immediatamente inseguita dalla realtà elettorale concreta. Cioè, a differenza degli attori politici centrali, non li definisco nazionali evidentemente perché commetterei un errore proprio in questa sede, non mi sembra il caso di commetterlo, e poi perché scientificamente è effettivamente così, quelli che sono gli attori centrali non si pongono una domanda che anche inconsapevolmente l'indipendentista si pone, e voglio cercare di, come dire, di renderla un pochettino più fruibile. Gli attori centrali agiscono in una dimensione nazionale centrale o spesso internazionale, in cui per questi attori i confini sono più o meno netti e più o meno chiari. Si direbbe dal punto di vista della scienza politica, della mia disciplina, che hanno una caratteristica di polity, poi lo spiego, ben definita. Cosa vuol dire? Che per loro i confini della propria azione politica appartengono ad una comunità o ad un insieme di comunità politiche i cui confini non è il caso di toccare o non c'è bisogno di rivedere. L'indipendentista per sua natura, l'indipendentismo per sua natura, pone in crisi proprio quel concetto di confine, perché immagina che quella comunità, quasi sempre identificata come una comunità nazionale e quindi dotata di caratteristiche specifiche che di certo non vado a spiegare a voi, che le conoscete meglio di me, si pone come obiettivo quello di travalicare quell'aspetto di polity, e quindi si pone come obiettivo la riflessione su quelle che sono le caratteristiche o su quelle che sono le azioni da meglio intraprendere per andare oltre quella polity di appartenenza. Faccio un esempio: se la polity di appartenenza dei catalani è la Spagna, se la polity di appartenenza degli scozzesi è il Regno Unito, se la polity di appartenenza della Corsica è la Francia, se la polity di appartenenza della Sardegna è l'Italia, e diamo per assunto che questi confini sono quasi modificabili, è ovvio che verrebbe meno anche la stessa idea di riflettere su questi argomenti. L'indipendentismo riflette su questi argomenti e su tanti altri, anche a volte in maniera quasi disconnessa o comunque non sempre in maniera consapevole, al di là della sua azione politico e partitico-elettorale. Tuttavia, quello che occorre dire è che dallo scoppio della pandemia e con l'emergere di conflitti in Europa e non solo, che sempre più pongono l'attenzione su una dimensione che va al di là dei confini meramente nazionali centrali come li possiamo definire, sembra che la discussione sulla necessità di mettere in crisi la narrazione secondo la quale gli stati centrali, gli stati nazione sono quelli e non si possono cambiare, debba venire meno. L'indipendentismo, gli indipendentismi e le riflessioni che si stanno facendo sempre di più
in Europa stanno ponendo in essere proprio tutta una serie di ragionamenti su questo aspetto. In genere gli autonomisti e gli indipendentisti fino a qualche periodo fa ragionavano sul fatto che l'Unione Europea poteva essere, per esempio, un elemento istituzionale da abbracciare perché poteva in teoria consentire alle cosiddette nazioni senza Stato di bypassare gli stati centrali e di vedersi collocati in una dimensione più ampia. Oggi in Europa gli indipendentisti, tutti gli indipendentisti, anche gli indipendentisti scozzesi che pure hanno votato contro la Brexit perché fortemente convinti della necessità di mantenere la Scozia all'interno di un quadrato, chiamiamolo così, europeo, si stanno ponendo dei dubbi se l'attuale sistema europeo sia adatto a conseguire quel tipo di obiettivo a cui accennavo prima. Per cui c'è una dimensione di riflessione che non va a vedere solo come può essere la narrazione che ogni 5 anni e quindi da qui ai prossimi mesi la rivedremo, la risentiremo tante volte, ma l'Europa così com'è ci piace, serve, eccetera. Gli indipendentisti non si pongono solo più questa riflessione, se l'Europa così come è costruita serve a qualche scopo, ma gli indipendentisti stanno riaggiornando il loro bagaglio di riflessione sul fatto se effettivamente l'Europa serve allo scopo di salvaguardare le nazioni esistenti. Perché il termine nazione, che pure oggi continua a ingenerare tutta una serie di equivoci e continua ad ingenerare tutta una serie di riflessioni che vengono brandite a seconda degli schieramenti come dire, minatorie nei confronti dell'altra parte, quasi come ad insultarla se ci si riferisce al termine nazione, l'indipendentista in genere non cade nella contraddizione o non dovrebbe cadere nella contraddizione, che quello che sta cercando di fare è far emergere una dimensione nazionale, una nazionalità all'interno di un contesto globale. Quindi oggi come oggi, quello che tutti gli indipendentismi in Europa, tutti i fenomeni indipendentismi in Europa, benché silenti, stanno cercando di fare è quello di riflettere sul termine nazione, sul termine nazionalità, sul termine autodeterminazione nazionale e sul termine comunità nazionale. Non per sottrarmi alle critiche che mi possono venire anche da molti di voi che conosco e saluto calorosamente, ma non ho citato a proposito, e se volete poi ne riparleremo eventualmente in un secondo giro, non ho citato a proposito il sostantivo barra aggettivo, dipende, di nazionalismo e di nazionalista. Perché oggi come oggi, anche questo termine, soprattutto questo termine, va ad impiegare un senso che nella narrazione, nel senso comune, nella narrazione comune, soprattutto europea, è completamente non solo travisato, ma travisabile. Perché si danno dei significati a queste parole che sono completamente diversi dai significati che quantomeno da un punto di vista scientifico queste parole debbono possedere, ma se mi consentite anche da un punto di vista di interconnessione semantica, cioè di comprensione di significato. Conosciamo benissimo la storia dell'indipendentismo sardo moderno per non rivalutare l'idea che buona parte delle persone che hanno avuto come dire, un ruolo importantissimo nel riportare l'indipendentismo nel ruolo dove gli consentiva e dove doveva stare,
dopo gli anni 90, dove sembrava che l'indipendentismo sardo fosse stato in un certo qual modo riassorbito o quasi oscurato dall'emergenza nel senso proprio dell'emergere, della Lega Nord, allora Lega Nord. Bene, quel tipo di significato oggi anche le persone che hanno riportato l'idea di nazione sarda quasi all'attenzione della comunità sarda generale, non si sono particolarmente occupati di riflettere su questo tipo di significato, ed è stato un peccato, perché una delle ragioni che ha spinto buona parte di altre forze indipendentiste in Europa a riuscire ad ottenere dei significativi successi elettorali è stata anche quella di spiegare ai propri concittadini che il definirsi nazionalista non per forza di cose significava dare una connotazione negativa a tutti quelli che a quella nazione non facevano riferimento. Significava semplicemente, secondo una narrazione che ha avuto successo, dare azione politica ad un'idea, quella di nazione, che da sola, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, non dava il necessario motus, la necessaria spinta per essere politicizzata. Perché io sono molto serio, scusate, sono molto chiaro su questo argomento e non mi vergogno a dire che quando si costruisce una coscienza nazionale, benché la nazione venga, e quindi in Sardegna come da tante altre parti, non bisogna vergognarsi di utilizzare gli strumenti che servono per conseguire un determinato obiettivo. Quindi, naturalmente facendo un'operazione accorta e politicamente credibile, e se vogliamo anche collettivamente comprensibile, non c'è nessun problema ad utilizzare degli strumenti che vengono raccontati dal nostro essere sardi, in questo caso, ad una finalità che è quella di costruire la coscienza nazionale che serve all'indipendentismo, come il pane. A volte l'indipendentismo ha provato a fare a meno di queste riflessioni, sbagliando, perché fare a meno di queste riflessioni significa o non inserire benzina o gasolio in una macchina che va a benzina o a gasolio, ma spesso inserire gasolio ad una macchina che va a benzina e benzina ad una macchina che va a gasolio, cioè fa danno. La riflessione indipendentista attuale, che è vista molto a stretto collegamento, e sto finendo, e che è vista molto a collegamento per esempio con la protezione dell'ambiente, che è vista molto a collegamento con la protezione del welfare state, che è vista molto a collegamento con spesso a favore o spesso contro delle visioni populiste o xenofobe, oppure in alcuni contesti l'esatto contrario. Quindi voi sapete che anche l'indipendentismo in Europa, pensate al caso di Fiamminghi in Belgio, non è la stessa cosa dei baschi nei Paesi Baschi. Cioè voi stessi siete i primi consapevoli di tutte queste diversificazioni. Ebbene, da qualunque prospettiva la si voglia vedere, la riflessione su questi temi è centrale, ed è diventata centrale ancora di più nel momento stesso in cui proprio i fenomeni di cui vi ho parlato prima, no, non vi ho parlato di questi fenomeni, ve li ho solo accennati, cioè la pandemia e lo scoppio delle guerre, ponevano proprio in quei momenti in cui nascevano quei problemi lo stesso ambito sulla riflessione della capacità dello Stato centrale, degli Stati centrali, di porre in essere tutta una serie di azioni atte a contenere da una parte una pandemia mondiale, dall'altra
lo scoppio di guerre addirittura tra paesi vicini. Quindi cosa fa l'indipendentismo? Forse quantomeno se lo aspetta, o quando non se lo aspetta, non so a quali livelli di coscienza lo faccia, pone una riflessione sulla esigenza di pensare allo Stato nazionale e alla capacità che questo ha di gestire e di saper rispondere ai problemi della collettività. Io penso, dal punto di vista mio scientifico, non sono nessuno per consigliare agli indipendentisti che fanno militanza sia nei movimenti come può essere ANS, sia nei partiti come possono essere tutti i partiti che ci sono oggi in Sardegna, che si ispirano a questa idealità politica. Io non sono nessuno per dire che probabilmente però servirebbe riragionare sul fatto che l'indipendentismo, e quindi torna il punto della politi di cui parlavo prima, nasce per mettere l'accento su queste tematiche. Da un punto di vista politico nasce per mettere l'accento su queste tematiche. È quello che l'indipendentismo sardo purtroppo in questo scorcio di tempo pare aver perso, mi dispiace dirlo per chi appunto crede in questa idea, è proprio la riflessione su questi argomenti e sulla capacità di porre in essere attraverso il pensiero e l'azione la crisi dello Stato centrale. Badate, e davvero sto concludendo, il fatto che gli indipendentisti siano divisi alle elezioni, che le percentuali elettorali siano da 0, che poi non è vero, e su questo magari eventualmente, se ci sarà modo, tornerò, che effettivamente forse i partiti oggi non sono quelle strutture che oggi conosciamo, forse non sono le più adatte, sono tutti ragionamenti utilissimi, ma che io vorrei tenere lontani, non perché non abbia voglia di affrontarli, ma perché in questo momento non mi interessa affrontare l'argomento da questa prospettiva. E detto da un politologo, veramente può forse far storcere il naso a qualcuno di voi. Ma il discorso che io voglio fare è un altro. Cioè il discorso che io voglio fare è, ad esempio, sapere che in Sardegna, io lo vado scrivendo e ripetendo diverse volte, lo so che vi metterete a ridere, e probabilmente mi metterò a ridere anche io, ma io ne sono convinto. Ci sono degli indipendentisti anche nel PD, ci sono degli indipendentisti anche in Forza Italia, ci sono degli indipendentisti che magari non sanno di esserlo, in tutti i partiti che hanno votato schieramenti oggi riferibili alla centralità statuale italiana, semplicemente perché hanno dentro di loro un problema non risolto. E qual è quel problema non risolto? È lo stesso problema che hanno gli indipendentisti sardi. Lo vado sempre raccontando così. C'è un tesoro sotto i piedi degli indipendentisti che è fatto dalla collettività sarda, che regala e che è cosciente di appartenere ad una specifica peculiarità di popolo e aspetta o aspetterebbe quello che è già successo nelle altre nazioni senza Stato. L'arrivo di partiti, di leader, di tematiche che sono state in grado di tirare fuori, lo so che è facile da dire, difficile da fare, potrebbe essere oggetto anche di un'altra chiacchierata, riuscire a tirar fuori quel tesoretto che è sotterrato, che esiste, ma che quasi quasi, l'ho ripetuto tante volte, quindi chi mi ha ascoltato altre volte dirà forse stai dicendo le stesse cose, ma io le ritrovo sempre anche adesso. Non è cambiato assolutamente nulla. La Sardegna è recettiva per questi temi, molto più di quanto, e il popolo sardo, molto più di quanto gli attori indipendentisti possano immaginare. Quello che occorre fare è andare a scavarli, a tirare fuori dal popolo sardo quella capacità di creare quella consapevolezza di popolo in azione politica. Ed è lì che l'indipendentismo catalano è riuscito a trasformarsi da autonomismo in indipendentismo, ed è lì che l'indipendentismo scozzese è riuscito a trasformarsi da devolution semplice qual era a indipendentismo, e i casi possono essere
tanti altri. Quindi in questo momento la riflessione che io voglio porre alla vostra attenzione è: oggi l'indipendentismo sardo in Sardegna e gli indipendentismi sardi in Europa, gli indipendentismi vari europei in Europa si sono presi una pausa di riflessione dall'azione politica militante, non perché si siano scollegati dalle istituzioni, ma perché hanno pensato, probabilmente a ragione, che per quanto sta accadendo a livello globale nel mondo da qualche anno a questa parte, occorre fare riflessione e trasformare questa riflessione in azione. Io mi auguro, e penso che da un certo punto di vista Hans stia facendo questo, mi auguro che anche in Sardegna si percorra quella strada che non so tra quanto tempo porterà i risultati, ma sono convinto che prima o poi li porterà, perché è difficile soffocare un popolo e le proprie caratteristiche senza che queste non vengano prima o poi politicizzate in modo regolare. Grazie a tutti. Grazie mille a Carlo Pala. Apriamo poi il dibattito collettivo alla fine dopo che aver ascoltato anche Rossana Copez, quindi adesso prendo la parola per presentarla, così appunto acceleriamo un po' i tempi. Allora, Rossana Copez è qui con allora, nata e vive a Cagliari, si è laureata in filosofia e poi si è specializzata in studi sardi. Ha un'attività appunto di cui oggi ci parlerà, anche di appunto di scrittrice, di operatrice culturale, insomma tra i tanti temi che sono emersi su cui ci piacerebbe oggi lavorare è quello delle fiabe, quindi le fiabe come appunto possibilità di rifondazione e di narrazione insulare. Tra i tanti titoli cito Le fiabe sarde, scritta a 4 mani con Sergio Azzeni, Le fiabe palestinesi, insieme a Mohamed Ayoub, Le pietre da fiaba, scritto recentemente con Tonino Opes, e l'ultima pubblicazione, Benedetta giudichissa di Calari, di cui probabilmente ci parlerà. Quindi lascio la parola a Rossana Copez, che ringraziamo ulteriormente per aver accolto questo invito, e poi appunto dopo l'intervento di Copez possiamo appunto, se avete domande iniziate a pensarvele e poi le prendiamo tutte dopo. Grazie. Il microfono. Penso sia disattivato. Eccomi. Perfetto, grazie. Mi sente bene? Si sente? Ok. Ringrazio voi, Paolo, Maria Laura, o Maria Luisa, sto sbagliando, Maria Luisa. E poi certo, dopo questa prolusione di Carlo, sempre appiccicata al muro, perché vorrei andare un pochino di più, scendere in quella seconda parola che sia Maria Luisa che Carlo si sono soffermati però al volo. Uno parla di riflessione e azione e Maria Luisa parla di ricerca-azione, che è un linguaggio a me consono. Allora, io non voglio parlare di me, però io ho un'età tale per cui, ed essendo nata a Cagliari, vissuta sempre a Cagliari, mi sono ritrovata, quando ho cominciato con Sergio a lavorare alle fiabe, a non conoscere nulla della Sardegna che andava oltre Pieve, per intenderci, o quasi. Ma non che non conoscessi la curiosità di conoscere l'altro pezzo di Sardegna comincia negli anni 70, quando, ripeto, io e Sergio abbiamo cominciato a lavorare sulle fiabe. Abbiamo trovato un patrimonio culturale assolutamente sconosciuto. Abbiamo tirato fuori le fiabe sarde dai cassetti polverosi dell'università e abbiamo cercato di reinventarle. In che modo? Ovviamente senza deturpare o travisare il linguaggio, addirittura tenendo alla fine del libro
la scrittura originaria e originale nei loro vari registri linguistici di tutte le zone. La curiosità mi ha spinto poi a scrivermi faticosamente, perché il numero chiusissimo esisteva Studi Sardi, era una specializzazione post lauream che ora non c'è più, adesso c'è direttamente questo indirizzo e basta. Ecco, e lì ho potuto avere il primo approccio con la storia della Sardegna. Scusate, io ovviamente rispetto a Carlo Pale, all'indipendentismo, visto in termini epistemiologici e politici, io voglio invece, perché è il mio ambito naturalmente, affrontarlo in maniera dal punto di vista culturale. Che cosa possiamo fare? Allora, io scopro dopo che ho fatto studi sardi, mi chiamavano nelle scuole per fare laboratori ai docenti sulla cultura e la storia sarda della Sardegna. La prima cosa che facevo fare sia ai ragazzi, agli studenti, che ai docenti era una sorta di gioco. Chiedevo di darmi 6 aggettivi per sardi e 6 aggettivi per Sardegna. Allora, quelli sulla Sardegna erano tutti positivi, bella, il mare incantevole e chi più ne ha più ne metta, perché ovviamente tenete presente quello era il periodo iniziale della Costa Smeralda e quindi l'immagine della Sardegna a noi sardi ci è stata fornita dalle agenzie di comunicazione di Milano. Ci hanno prestato i loro occhi, ce li hanno dati, per cui questi aggettivi, questa visione della Sardegna era sempre eccezionale. Per quanto riguarda gli aggettivi relativi ai sardi, questi sardi, sto parlando degli primi anni 80, questi sardi erano pastori, detto in senso dispregiativo che di più non si può. Poi banditi, neri, sporchi e cattivi. È proprio il caso di dirlo. C'era forse un aggettivo positivo su 6 aggettivi negativi, tutti quanti. Quindi qui l'autostima palesemente individuale e quindi anche collettiva, salvando il territorio, salvando i famosi luoghi che comunque vanno raccontati, però anche lì la rivolta dell'oggetto. Cioè, finora ce l'hanno raccontato gli altri, raccontiamoli anche noi, perché il significato e il significante devono andare sempre insieme. Allora, i miei studi approfonditi sulla storia della Sardegna, devo dire, mi hanno fatto scontrare con che cosa? Intanto le fonti sono tutte di storici e storiografi piemontesi, incaricati dei piemontesi, e comunque sardi, zero spaccato. Ragazzi, non ce ne sono. Non solo, con una visione quindi che era assolutamente estranea. Allora, faccio una parentesi. Quindi questa coscienza di indipendentismo e di nazione, nel senso vero del termine, non come nazionalismo, come dicevamo prima, questa coscienza va formata. Va formata. Allora, questa nostra Sardegna, ad un certo, per fortuna, dagli anni, dal Novecento, comincia ad essere raccontata dai sardi. Qualcuno l'aveva raccontata anche un po' prima, Enrico Costa, per esempio, ma anche Enrico Costa cosa racconta col muto di Gallura? Poi c'è la Deledda, che grazie a Dio ci ha lasciato un po' questo trionfo del Nobel, e va letta anche quella con molta attenzione.
Io ho fatto la tesi della specializzazione in sociologia letteraria, analizzando tutto ciò, tutti i romanzi, dal punto di vista socioletterario. Che cosa vuol dire? Cogliere tutto ciò che l'autrice dà per scontato. Quindi dandolo per scontato capisci cosa c'era davvero al suo tempo, naturalmente, altrimenti è artificio letterario. Poi, sempre, scusate se parlo di me, però è una vita che io lavoro su queste cose. Dalle fiabe mi sono spostata su quei famosi silenzi della storia. Perché, come dice uno storico francese nel Settecento, i silenzi della storia sono terribili. E allora chi deve intervenire? Deve intervenire il narratore a colmare con una narrazione contestuale comunque o similare a coprire i silenzi della storia. Detto questo, io ho cominciato a lavorare su questo personaggio che mi avevano appioppato, di cui io non avevo mai sentito nominare neanche il nome e il cognome. Mi avevano detto per un radiodramma chiesto di Radio Sardegna, avevano un bel progetto. Conoscete tutti probabilmente professor Peppino Marci, che era il nostro amico, era venuto e aveva attribuito a Sergio Azzeni Sigismond Arquer e a me Violante Carroz. Di questa Violante Carroz ci sono 6 righe, non c'è altro, non si dice altro di questa. E poi come mischina questa, la prima feudataria in assoluto su tutto il territorio europeo, ce l'abbiamo noi in Sardegna, e quindi io sono andata lì a spulciare le cose. Cosa voglio dire per questo? Io non voglio farmi altarini naturalmente, però se non si cura la formazione della nostra memoria, per quello io ho dato il titolo a Paolo e a Maria Luisa, museizzare o innovare. Perché innovare, certo, fino a un certo punto, per non scadere nel folcloristico, noi siamo sempre lì e ogni tanto prendiamo queste cantonate e ci cadiamo proprio con tutti i piedi dentro il fango del folcloristico, che ci fa vedere i mamutones al poetto, tra un po'. Ecco, per l'altro la museizzazione. Cosa vuol dire museizzazione? Fissare in un momento e così resti un patrimonio che invece deve essere vivificato. Perché possiamo mettere al museo i bronzetti, possiamo mettere al museo adesso i giganti di Monte Brahma e tutto ciò che i musei nostri offrono. Però dobbiamo far parlare quel mondo. Già i nuragici ci hanno fatto un dispetto micidiale, non hanno scritto manco una riga. Per cui c'è proprio un dispetto, secondo me, posteri. Se volete, leggete le pietre. Ecco perché quelle che dobbiamo leggere, non è che dobbiamo leggere solo i libri, perché poi questi libri di questi storici che scrivono in modo ostico, che dopo 10 pagine uno sta vomitando, non è possibile, è una cosa proprio antipatica. Allora, il porgere, il vivificare, ma anche il narrare per riuscire ad appassionare. Questo è il mio motto e credo che debba essere il motto di chiunque si occupi di politica, di indipendentismo a tutti i livelli, perfino degli artisti. Narrare, raccontare per riuscire ad appassionare. Appassionare a che cosa? A quello che siamo stati, a quello che siamo e che vogliamo diventare. Perché anche la cosa peggiore, però scusate, ogni tanto saltabecco perché io mi sono scritto un sacco di cose, però poi parlo così, come penso. Ecco, questo di cristallizzare oppure santificare e idealizzare alcuni periodi della nostra storia è una cosa sbagliata. Perché? Perché se noi li idealizziamo, li fissiamo in quel mondo,
in quel periodo storico, non ne traiamo niente di buono, naturalmente, perché di buono non è che ci sia tanto da togliere. Io adesso sto lavorando su questi 4 donne che nel 1200, nel XIII secolo, tutte e 4 giudicesse, tutte donne. Allora la deduzione così immediata, le donne in Sardegna, il matriarcato, ma non è vero niente, non è vero niente, era un potere solo nominale, non potevano fare niente. Ecco, però c'erano le donne, quindi questo, allora non abbiamo mai avuto la forza di fare quel saltino. Quindi la narrazione, lo studio e soprattutto la formazione delle coscienze, io credo che debba essere curata. Mi piace il fatto che l'indipendentismo come concetto, come idealità, chiamiamola ancora così, non deve essere legata ai partiti perché è una cosa trasversale. Non c'entra niente con i partiti, non c'entra niente, perché prima di tutto ci deve essere, a parer mio, la conoscenza, l'amore per dove ci può essere, non buttare il bambino con l'acqua sporca, insieme all'acqua sporca, però neanche conservare anche l'acqua sporca, scusatemi, come spesso si fa. Io l'altro giorno sono andata a presentare il libro di Benedetta, la Iudichissa di Cagliari, che ho cercato di narrare in un librino sottile, proprio per creare o per proporre una spinta, uno stimolo e una curiosità ad approfondire poi quel periodo. E qualcuno io ecco, parlando di folclorismo, ho fatto notare che molte volte si festeggiano dei momenti che non è che debbano essere festeggiati, possono essere ricordati, ma viva Dio, come si può festeggiare Sabatalla? Sabatalla, che è la sconfitta dell'ultimo giudicato d'Arborea, e vede la vittoria dei catalani. Ma loro la festeggiano. Ma la festeggiano, io non ho capito, perché non conoscono, non hanno capito. E allora, se non c'è la comprensione e la formazione, l'indipendentismo resta una cosa senza gambe per camminare. Ecco, se si vogliono dare gambe per camminare a questa idealità, ci vuole la ricerca e azione, certamente, la riflessione e azione, non solo alla base, ma che deve sempre accompagnare, bisogna farle le cose. Poi io non voglio, veramente la si celebra, certo, scrive Diego Porta Solà, è una celebrazione, ma se si parla con tutte le persone che vanno a vedere la festa della ricostruzione dei costumi di quell'epoca, perché non glielo chiediamo a ciascuno di quelli? Se sanno anche cos'è celebrazione. Per favore, io li conosco, non lo sanno, bisogna dargli strumenti perché possano conoscere. Io, scusate, ho insegnato 40 anni, una vita, quindi io non ho fatto l'insegnante, io sono un insegnante di testa, per cui tendo sempre a spiegare un po' meglio, a capire se hanno capito. E questo io credo che ognuno di noi lo può fare e questa è la vera politica, a parer mio. Non c'è bisogno, ecco, di creare il partito indipendentista, non deve essere un partito, deve essere un sentiment collettivo, che chissà perché troviamo quando incontriamo i sardi fuori. E, insomma, quindi c'è il terreno fertile, però io credo che bisognerebbe andare oltre e la conoscenza. Molti anni fa, scrive sempre Diego Portas, si festeggiavano i vittoriosi aragonesi catalani, e infatti, certo. Ecco. E quindi vedete che c'è da discutere ampiamente. Io però non voglio tenere dire ancora parole. Io, per quanto avrò fiato in corpo, vi prometto, anche se non ve ne importa, che continuerò a spulciare i silenzi della storia e a cercare di narrarli, perché facendo questo si scoprono veramente
tante tante cose, ma soprattutto si fanno conoscere. Grazie a tutti. Professoressa, grazie mille veramente dell'intervento. Sono stati entrambi due interventi a parere mio interessantissimi e che hanno toccato i punti centrali delle questioni. Ora, in realtà vorremmo aprire alle domande del pubblico, cioè di chi è collegato da casa. Possiamo magari scriverle in chat, oppure se volete prendere parola, magari ci prendiamo un massimo 30 secondi per fare la domanda, così lasciamo lo spazio ai C'è professori. qualcuno che dice ha alzato la mano, troppo bellina questa cosa. Allora diamo la parola a chi ha alzato la mano. Mi pare che ci sia Omar Onnis, prego. No, c'era qualcuno prima di me. Forse Alessandro Mongili, può essere? Magari se volete prenotarvi, perché noi non vediamo chi alza la mano per primo o per primo. No, io ho alzato diciamo la mano di sicuro dopo Omar. Sì, Allora no, lasciamo volevo la dirvi, parola a Omar Onnis. moderatori, allora controllate chi alza la mano e segnatevi la sequenza cronologica dell'alzata di mano, perché Sì, con appunto, Zoom per di solito le si fa altre così. domande, se volete scrivere il vostro nome in chat, così le vediamo in ordine, l'ordine di prenotazione. Ok. Così. C'era forse Enzo Bonesu, però non vediamo più la sua mano alzata. Enzo e anche Lucio Porco, mi sembra. Era prima di ok, me. allora diamo la parola prima a Lucio, se stiamo sbagliando l'ordine cronologico, perdonateci. Tanto parliamo tutti. E poi, sì, infatti, prego. No, prego Lucio. Io non ho alzato la mano, faccio io il moderatore, dai, parla a Maroni. Andiamo su 0 e 9. Vabbè, no, allora prego a Omar e poi a tuoi vai. Mongili. Vabbè, come volete. No, io intanto ringrazio sia Rossana Copitz sia Carlo Pala, con cui ci conosciamo da un po' di anni. Devo dire che entrambi hanno toccato dei temi di cui mi occupo da parecchio, e non solo a livello di militanza, ma anche a livello teorico, come forse sapete. Non sono d'accordo con Rossana Copitz quando dice che non c'è bisogno di partiti. No, ce n'è bisogno e come, perché la politica si fa anche coi partiti. Però questo discorso va inserito nel contesto del discorso di Carlo Pala. A Carlo vorrei dire questo, sono molto d'accordo con la tua analisi. Io penso che in questo momento, sia con la pandemia, sia con le guerre in Ucraina, che ci ha chiamato in causa pesantemente, ma anche con la riviviscenza del conflitto in Medio Oriente, l'indipendentismo sia stato costretto a farsi un'autoanalisi e entrare in un'ottica anche storica diversa. Cioè, quello che entra in crisi non è tanto o solo l'idea di nazione. Io personalmente, come storico, non credo che esista la nazione come entità storica. Ok, nazioni tutt'al più sono comunità immaginate, non immaginarie, immaginate, come diceva uno studioso qualche tempo fa. Esatto. È entrato in discussione lo Stato, cioè la forma Stato come ordinamento giuridico sovrano, e questo sarà un problema che dovremo affrontare come cittadini, come studiosi, come militanti, come indipendentisti, come democratici, perché è il problema storico del nostro tempo, di questa transizione epocale che stiamo vivendo, perché la forma Stato ha avuto il suo sviluppo, è nata, si è sviluppata, si è imposta nel mondo, ma intanto è una forma peculiare, soprattutto europea, qualcuno dice occidentale, vabbè, usiamo questi termini, ma soprattutto si è rivelata totalmente inutilizzabile per affrontare le sfide globali che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi anni, perché non riesce a contrastare né i particolarismi, né le tecnocrazie, e neanche il dominio delle entità economiche più grandi, che ormai sono transnazionali, se ne fregano proprio dei confini, e che sono quelle che poi dettano l'agenda però alla politica. L'indipendentismo deve decidere come orientarsi dentro questo confusissimo quadro storico, perché pensare che il tuo obiettivo sia costituire il tuo Stato-nazione oggi e limitarsi a questo obiettivo
è assolutamente, come dire, è quasi inutile, è un esercizio metafisico. Invece noi abbiamo bisogno di tutt'altro, noi abbiamo bisogno di essere dentro la realtà, di viverla pienamente con tutte le sue contraddizioni, e anche come indipendentisti dobbiamo porci il problema di irrobustire una base teorica necessaria e di farlo all'interno di un quadro che non è locale, che non è neanche italiano, è molto più ampio. Questo è un problema, probabilmente si sta facendo, io personalmente lo faccio da un po' di tempo, ma potrei consigliarvi di leggere un saggio che ha scritto Danilo Lampis qualche tempo fa, dove tocca appunto tutti questi temi. Se ne parlerà nel secondo volume di Filosofia del Logo, che uscirà tra pochi mesi, proprio il tema dello Stato e della Nazione, tra le altre cose. Quindi, come vedi Carlo, ti consolo, questi temi sono all'ordine del giorno, ci si sta riflettendo su, chiaramente c'è bisogno di tante intelligenze. Su questo l'Accademia Sarda è sempre terribilmente in ritardo, siamo veramente molti passi indietro rispetto a quelli che servirebbero. Ecco, su questo vorrei che si alimentasse un po' la discussione, ecco, e sentire anche un po' cosa ne pensate voi relatori. Allora, noi prenderemo anche la domanda di Alessandro Mongini per poi dare la parola ai relatori, così magari raccogliamo appunto un po' di idee, un po' di spunti, quindi lascerei la parola a Mongini. Grazie, un saluto a tutti e soprattutto ai due relatori, a Carlo e a Rossana Copez, che ringrazio molto perché mi è piaciuto molto il suo intervento, anche quello di Carlo, ma Carlo lo conosco da anni. Questo passaggio per le fiabe era molto togo, secondo me, mi è piaciuto molto. Anche se però io mentre parlavate mi ponevo dei problemi, no? Uno l'ha sollevato Omar, nel senso che lui appunto ha parlato di nazione come una realtà inventata, una realtà, lì appunto mi ponevo anch'io dei problemi in relazione soprattutto all'intervento di Carlo, nel senso che tu hai parlato di tesoro nascosto, no? Scusorgio, che poi è un elemento, diciamo, delle fiabe sarde, niente male. E niente, questo scusorgio noi dobbiamo scoprirlo e rivelarlo. Ecco, a me questo processo non mi convince. Non mi convince perché penso che la stessa attività di Hans non può essere di natura, diciamo, illuministica. Cioè noi non sappiamo, neanche noi non sappiamo esattamente quale sia la nostra condizione. La formazione della coscienza nazionale sarda, come la chiama Hans nei suoi documenti, volantini, eccetera, noi non la possiamo ingegnerizzare. Può essere una cosa che la storia produce e noi dobbiamo aiutarla, no? Dobbiamo sostenerla, anche il nostro ruolo di intellettuali o anche banalmente di attivisti, cioè banalmente fino a un certo punto, perché è un mazzo essere attivisti. Non è così banale, ecco. E questo è il primo punto che rivolgo soprattutto a Carlo. Cioè, se noi pensiamo a quello che è successo 30 anni fa, alla caduta dell'URSS e della Jugoslavia, con il sorgere delle nazioni, che molte volte mi riferisco particolarmente alla Bielorussia, ma anche all'Ucraina, non si aspettavano di trovarsi di fronte non alla scelta fra Todd e Truzzo, ma alla scelta fra sé e diciamo, altre appartenenze. La storia le ha gettate in questo bagno e loro hanno dovuto nuotare e le cose non sono andate sempre nella stessa direzione. Per cui c'è la coscienza, ma mi viene da pensare c'è anche la contingenza. Cioè noi siamo in una fase in cui il problema della coscienza nazionale sarda forse non si pone collettivamente, perché è un processo collettivo, noi possiamo accompagnarlo, ma non possiamo sostituirci adesso, anzi forse l'averlo fatto troppo, no?
ha condotto molti attivisti dell'indipendentismo ad entrare in una realtà immaginaria che io così provocatoriamente, perché mi piace sempre un po' provocare, chiamavo Disney. Ho sempre chiamato voi vivete a Disneyland, no? Ho detto a Cristiano Sabino che non mi rivolgo più la parola, credo anche per questo. Che però non corrisponde alla coscienza collettiva. E concludo, scusami. Sì, no, era per così abbiamo spazio per accogliere anche altre domande. Però posso dire solo un'altra cosuccia, me la date un secondo. Ecco, nella realtà, nella descrizione che Carlo e anche Rossana secondo me facevano, scompare il ruolo della nazione dominante, che anch'essa, nel nostro caso l'Italia, è una realtà completamente inventata, forse più inventata di quanto non sia la nazione sarda, e che in questa costruzione inventata non ha posto per noi, se non un posto secondario, il posto che Rossana Coppez indicava come prodotto delle agenzie pubblicitarie milanesi. Non è un caso, cioè si inserisce in questa narrazione della Sardegna in cui noi possiamo esistere in quanto sardi, quindi come realtà un po' secondaria e nella quale ci rispecchiamo e che induce anche poi il nostro comportamento, fra l'altro, elettorale. Per cui, a mio avviso, l'indipendentismo esclude sempre questa questione del potere e del dominio, che è un elemento molto gramsciano e che sul quale forse dovremmo... Non so se è stato chiaro, forse no, però insomma volevo dare un paio di elementi del mio pensiero che mi avete suscitato. E proprio mi avete suscitato voi. In parte non ci avevo mai pensato. Scusate, chiudo. Scusate per la lunghezza. Grazie. Posso lasciamo la parola ai relatori, grazie. Ok. Allora, no, molto brevemente, anche se naturalmente le sollecitazioni che mi sono arrivate da Omar e da Alessandro, che sono arrivate a tutti noi, meriterebbero veramente, insomma, per lo spessore stesso delle sollecitazioni, molto tempo per poter provare a rispondere, posto che io sia in grado di rispondere, e devo dire la verità, probabilmente no. Però ci provo e parto dalla considerazione che, secondo me, la nazione o è politica o non è. Nel senso che io, dal mio punto di vista, guardo la nascita del fenomeno nazionale come un fenomeno sia dando ragione a chi nella mia disciplina si definisce un modernista, sia dando ragione a chi nella mia disciplina si definisce un etnosimbolista. La nazione nasce in un qualche modo per ottenere degli obiettivi politici. Io non ci trovo niente di male, perché non devo dare e non voglio dare nessuna prerogativa di eticità, scusatemi, e non ci sono manichei, non ci sono buoni, cattivi, eccetera. Le nazioni non vengono create a tavolino, giustamente Omar, siamo assolutamente d'accordo, nascono perché sono dei costrutti umani che però, a mio modo di vedere, non si basano sul nulla. Cioè, questi costrutti umani si basano sicuramente, questa è una provocazione, si basano su come dire, caratteristiche di popolo che nel corso della storia sono state prese, come dire, raggomitolate, sciolte, riaggomitolate di nuovo ad uso e consumo dei leader che hanno fatto la storia in determinate parti del mondo. Perché non ho parlato della nazione dominante italiana? Perché da un punto di vista scientifico probabilmente la nazione italiana non è una nazione. Perché la nazione italiana è un sostrato di formazioni nazionali, tra l'altro forse non così tanto bene amalgamatesi, per le quali ha avuto ragione lo Stato. E io sono d'accordo con chi dice, figuratevi se io vi voglio indurre a confondere i termini di nazione e di Stato, però stiamo attenti, perché lo Stato nella sua costruzione, nel suo state building, si è servito prima del processo di state building
è dopo, molto dopo, o a volte immediatamente dopo, di un processo di nation building, cioè di costruzione della nazione, che potesse in un qualche modo rafforzare quel processo di state building. Se ci sono le crisi dello Stato moderno oggi in Europa e non solo in Europa, è perché quel processo sta provocando e sta disvelando tutte le sue contraddizioni. Perché forse, non so se una visione logica sia quella di costruire prima la nazione che lo Stato, altrimenti mi contraddico, visto che ho detto prima che anche lo Stato è una costruzione umana e anche la nazione è una costruzione umana. Quindi non so se può venire prima la nazione o può venire prima lo Stato. Però critico il fatto stesso, ed è lì che ci sono i problemi, che lo Stato, per darsi la benzina, la giustificazione della sua esistenza, si dota di caratteristiche che appartengono più alla nazione. E allora decidi di costruire uno Stato indipendentemente da quelle caratteristiche, o decidi di costruire una nazione e poi di servirti di quella per rafforzare lo Stato. In Sardegna, e arrivo a questo e chiudo, quello che purtroppo non si è fatto abbastanza, a mio modo di vedere, è proprio quello. Cioè è proprio quello di lasciare un popolo all'interno di un destino statuale, nascondendogli il fatto che scientificamente è dotato di caratteristiche nazionali. Poi che quelle caratteristiche nazionali, e lo ripeto tante volte, e chi mi conosce lo sa che lo dico tante volte, che quelle caratteristiche nazionali debbano essere utilizzate per poter diventare uno Stato indipendente, non lo devo dire io, non lo dobbiamo dire noi, probabilmente lo diranno le prossime generazioni, probabilmente lo dirà questa che metterà le basi affinché lo dicano le prossime generazioni, non lo sappiamo. Però facciamoci una suddivisione delle cose. Diamo per scontato che noi abbiamo delle costruzioni che ci vengono dall'esterno, che hanno storicamente tentato di disconoscere, e Omar, Alessandro, cavolo se ci hanno scritto, e non solo loro, delle persone che ci sono qui, Scuola Sarda cerca proprio di sollevare queste contraddizioni, ma sono contraddizioni che non servono, perdonatemi, solo ad una battaglia di tipo politico, per quanto io non abbia niente da dire su questo, perché è politica, e quindi che cosa ho da dire? Non devo scegliere. Devo dire però che questa operazione, quelle che per me sono le caratteristiche che mi è capitato di chiamare para o protopolitiche, sono assolutamente alla base dell'azione politica, e forse l'indipendentismo del passato, che ha avuto tanti meriti e ha avuto tanti limiti, probabilmente non ha riflettuto abbastanza su alcune tematiche, perché, e lo dico da persona di sinistra, ha confuso una certa narrazione terzo mondialista e internazionalista con una limitazione locale, nazionale e forse anche speciale, se ci vogliamo mettere di mezzo anche la riflessione sull'autonomia e sullo statuto sardo. Io dico questo, cioè dividiamo le cose, facciamo in modo che le riflessioni arrivino prima di tutto ad accompagnare, Alessandro, probabilmente quella riscoperta di autocoscienza, che per me non è una cosa grave o una cosa brutta. Cioè, se il popolo sardo non è pronto per farsi accompagnare, semplicemente gli attori politici e sociali ne prenderanno atto. Ma questo non vuol dire che manchino le condizioni per provare ad accompagnarli. E qui concludo. Allora, grazie. Io la parola a Rossana Coppez un po' su questo assist tra appunto nazione e Stato come costrutto umano, sociale, quindi forse anche narrativo. Cioè, approfitto lasciando la parola alla professoressa Coppez per aggiungere la domanda che ci fa in chat Silvia Porcu, che chiede alla professoressa che consiglio darebbe a chi tenta di riempire i silenzi della storia da insegnante. Grazie. Poi c'è una domanda di Lucio Lucio, Porcu. la facciamo fare più tardi. Esatto, grazie. Il microfono.
No, il microfono è acceso ma non sentiamo. Non la sentiamo. Può essere, forse le cuffie USB potrebbero essere problematiche. Magari è sufficiente staccarle e riattaccarle. Eccola, la Perfetto, ora sentiamo, sì, grazie. Infatti, Adesso? Perfetto. Perfetto, grazie. Ok, io sarò molto più veloce di Carlo. Prima, quando io ho parlato, al di là dei partiti, lo dicevo proprio in questo senso, riferendomi ad Omar, che mi dice non sono d'accordo su questo. Io ho militato tanti anni in un partito, quindi non demonizzo i partiti e la struttura di un partito. Però per questa specifica nostra idealità, io la chiamo ancora così, è stato detto, io sono d'accordo, che sia molto importante c'è sempre la storia sarda nella scuola italiana, ecco, che sia importante la formazione della coscienza. Quando io prima, agli inizi, vi ho raccontato dell'autostima individuale, cammin facendo, quando si è cominciato a parlare di cultura sarda, perché, ascoltate, fino agli anni 70, tanti intellettuali avevano un po', mettevano il paraocchi nei confronti della discussione o dell'affrontare la cultura sarda, badate. Sto parlando di grossi nomi che non faccio perché poi invece si sono aperte le menti e sono diventati altro. Emilio Lussu per un tratto è stato messo assolutamente da parte, anche dalle menti più illuminate. Hanno cominciato a parlare di autonomia, questo è vero, però a lavorare sulle coscienze no, perché c'era proprio come punto di riferimento lo Stato. Ecco, lo Stato. E questa cosa dello Stato, che cosa ha generato però? Io lo dico in modo sempre molto semplice. Il famoso discorso noi e gli altri. Questa dicotomia ha caratterizzato la storia della Sardegna e continua a caratterizzarla in positivo e negativo. Io direi sempre in negativo. Perché? Perché gli altri sono pessimi, noi sì che. Noi sappiamo fare questo, gli altri no, cosa sono? Sono di fuori, su strangiu. Cioè, questo su strangiusu era detto sempre in termini negativi. Però, nello stesso tempo, in cui la grande contraddizione, la famosa frase pinta la legna e portala in Sardegna, perché davanti ad una proposta di un continentale, come noi li chiamiamo, tutti si inchinano e si mettono a 90 gradi. Questo è successo politicamente, è successo economicamente, infatti ne stiamo parlando tutti quanti, le conseguenze, perché il servilismo è sempre lì strisciante. Scusate, io certo non sono una politologa, però queste sono realtà di coscienze che a me sembra che siano importanti e su cui si deve lavorare. Sicuramente la riflessione azione, la ricerca azione, sono d'accordissimo con quello che hanno arricchito naturalmente il mio dire, soprattutto sia Omar che Alessandro Mongil, e sono molto contenta di questa serata così, nutriente. Grazie a entrambi per le risposte. C'è una domanda, c'è una mano alzata di Lucio Porcu, gli lascio la parola. Sì, no, ma anche Silvia Porcu voleva, Sì. mi ha chiesto una cosa. Posso rispondere a Silvia? Assolutamente, certo, sì, certo. Non la vedo, non so dove sia, ma io rispondo lo stesso. Come si possono riempire, hai scritto tu, i silenzi della storia? Io posso dirti quello che ho fatto io. Ho lavorato ai fianchi. Allora, ho dovuto ricostruire e studiare il contesto di quel silenzio. Perché affrontando io queste figure femminili da Violante mi sono trovata costretta a parlare dei Carrots, del padre e del nonno, che hanno aperto praticamente la strada ad Aragona, agli aragonesi, perché erano loro che avevano le navi, i soldati e il denaro, mica il re, assolutamente.
E per ringraziarli il re ha fatto feudataria la prima figlia Violante, la prima non la sanguinaria, ce ne sono 3 Violante Carrots, la prima in assoluto, di cui si dice un po' così, si parla di 2 mariti, punto. Quindi ho dovuto, cara Silvia, ricostruire il contesto intorno, così per le Iudichisse, sia per Benedetta che per Adelasia, che ieri me l'hanno dato fresco di stampa, sto cercando di farlo lieve proprio perché susciti un po' di curiosità ed emozione. Anche lì ho dovuto lavorare intorno e ho scoperto ancora perché si scoprono studiando in queste fonti che sono contraddittorie, voi non avete idea. O forse ne avete idea. Queste fonti che dicono un po' alcune cose poi si scoprono cammin facendo, naturalmente. Basta. Lucio Porco. Grazie mille. Sì. Grazie a te. Ci sei, Lucio? Non riesco No. a togliere il muto. Noi non lo possiamo togliere da remoto. Vuoi... Se no ci Ci sono scrivi uscito, ah, ecco. scusate. Ah, ecco, ok, prego. Mi sto avviando verso la fase proprio dalla... Aspetta che avvio anche la... Sono veramente scarso con la tecnologia, scusate. Allora, no, volevo innanzitutto ringraziarvi e faccio in fretta perché è veramente tardi. Allora, volevo però rispondere all'amico Carlo Pala perché giustamente lui ha parlato di provocazione quando ha parlato del fatto che il termine nazionalismo in Sardegna non viene utilizzato e addirittura, diciamolo perché penso che Carlo si riferisse proprio a quello, si usava il termine non nazionalismo in una certa fase, io mi riferisco dal periodo dagli anni 90, anzi dagli anni 2000 fino ad oggi. Ecco, forse la risposta però te l'hanno data proprio tutti gli altri, cioè che, e aggiungo io, non c'è mai stato, sia a livello di coscienza, a livello culturale, io aggiungo anche a livello proprio di spazio pubblico, cioè noi anche a livello mediatico, anzi, forse abbiamo qualcosa, però non c'è uno spazio pubblico, è quello che manca all'indipendentismo. L'indipendentismo non si formerà mai se noi non abbiamo questo tipo di incontri come questo di oggi che ha organizzato Hans, che è bellissimo, ma lo dovremmo avere nelle televisioni nazionali, non in una cerchia così ristretta, altrimenti è difficile che si provi a elaborare quel concetto di cui tu giustamente hai detto che era un pochettino carente, cioè quel concetto là magari è stato elaborato in una stanzetta da 4 amici, studenti universitari, ma non c'è mai stata, anzi tu forse sei una mosca bianca, Carlo, nel senso che hai fatto veramente un grande lavoro, ma non esiste questo tipo di spazio pubblico, è quello che secondo me è un grosso problema. Basta, ho concluso. Ma non so se sono una mosca bianca, però grazie Lucio, sempre un piacere incontrarti anche se a distanza, però penso che sia necessario, cioè se l'indipendentismo vuole costruire le basi per diffondersi sempre di più come idealità politica all'interno della società sarda, non può non considerare l'idea di nazione. E questo infatti per un certo periodo ha provato a farlo, ma non può nemmeno provare a non considerare che da quella idea partono buona parte delle, come dire, delle azioni politiche per poter provare a diffondere quell'idea stessa. Io credo che quel tesoro sotto i piedi degli indipendentisti ci sia, continuo a scriverlo e continuo a rifletterci su questo, continuo a pensare che gli indipendentisti abbiano tutta una prateria davanti a sé da continuare a percorrere, e poi evidentemente la storia a quel punto, io non dico più niente, sarà sovrana nel dire che cosa è stato bene o che cosa è stato male. Però da questo momento, in questo momento e per i momenti che secondo me arriveranno, tutto quello che oggi può essere ricondotto
alla creazione di uno Stato sardo può essere un ragionamento che gli indipendentisti devono provare nuovamente a fare, altrimenti si nega la stessa essenza dell'indipendentismo. Io sono d'accordo con Omar e con Alessandro, che hanno detto oggi forse non bisogna nemmeno più guardare allo Stato sardo e basta, perché il mondo è tutto interconnesso, ma interconnesso da stati però. Da che cosa è interconnesso? È interconnesso da strutture che comunque continuano a chiamarsi stati. È difficilissimo politicizzare il sentimento di appartenenza, è vero Omar, ma è anche una delle poche soluzioni che si può provare o che si dovrebbe provare ad utilizzare per far uscire quel popolo da una sorta di sonno indotto nel quale ci negano anche la conoscenza di quello che siamo. Io non lo dico, voi lo sapete, molti di voi lo sanno che io non sono un indipendentista, però io ho la coscienza di appartenere ad una nazione, voglio conoscere, voglio averla questa consapevolezza. Posso anche decidere che non mi basta il fatto di far parte dello Stato italiano e voglio far parte dello Stato europeo, ma me lo devono permettere. Questo io dico. Io posso dire io una cosa? Assolutamente sì. Mi sentite? Voglio dire solo una cosa, che ci dobbiamo liberare dalla sindrome del mercurio. Vi ricordate i termometri col mercurio? Quando ne cadeva, si rompeva il termometro e se ne andava, no? In tante cose. Ecco, noi siamo così, abbiamo la sindrome del mercurio. Intanto, prima di tutto, dice Lucio Porchi, io me lo ricordo, che noi bambini ci divertivamo a cercare le palline, quelle scappavano, e così sono i sardi tra di loro. Cercano però un po' di fare legame con questo senso che è molto nascosto, il tesoro ce l'abbiamo dentro di noi, dell'essere indipendenti dagli altri. Quando entriamo nel concetto noi e gli altri, ma non ci porta da nessuna parte questo, perché oggi siamo connessi, perché deve cadere quella sorta di servilismo nei confronti degli altri, dobbiamo sviluppare un'autostima collettiva che secondo me è essenziale, prima che diventi un partito e un movimento di un certo tipo. Però questa cosa strisciante bisogna farla passare. Scusate. Grazie. Ci sono altre domande dal pubblico, altrimenti ne faremo una noi dalla regia che ci interessava approfondire due temi. Ok, Andrea La Terza ha alzato la mano, quindi gli lascerei la parola. Sì, saluti a tutti. Scusate, non posso attivare la telecamera in questo momento, vi chiedo scusa. Allora, a me ha colpito molto la parola silenzio che è stata usata da Rossana Coppez, mi è sembrata potentissima e mi sembra un po' come una sorta di filo rosso che collega tutto. Mi è venuta in mente la lingua, siamo silenziati come popolo da questo punto di vista, la storia che è stata già citata, ho pensato anche ai monumenti celebrativi di quelli che sono i personaggi della storia della Sardegna. Io penso che la Sardegna, dal mio punto di vista, ovviamente non abbia dei monumenti che raccontino le madri e i padri della patria, tra virgolette, a parte Leonardo Arborea, che è stata utilizzata però per altri fini dalla propaganda dei Savoia. Però a parte quello non abbiamo un'occupazione dello spazio pubblico fatta della nostra storia e dei nostri riferimenti, dei nostri esempi. Quindi vedo il silenzio in maniera ampia e anche il silenzio dei sardi davanti alle ingiustizie. Quindi quello che mi viene in mente, la domanda che mi viene di fare, che ovviamente si presta alle due interpretazioni dei due punti di vista che abbiamo qui, è: come si convincono i sardi a fare rumore? Prego. Grazie. Zitti, muti come la pietra. È per quello che molte volte non fanno rumore perché non hanno da dire. Hanno un sentimento che è diverso dall'esprimere un concetto più ampio se non si discute come oggi. Io, guardate, non è un complimento ai due ragazzi, sono felicissima veramente di questo incontro oggi, perché ci si può almeno confrontare,
ognuno prende dall'altro e finalmente diceva Sergio Azzenni, passavamo sulla terra leggeri, che è una frase che io amo naturalmente. Vivevamo felici sulla terra, vivevano tranne ammazzarsi l'un l'altro per motivi irrilevanti. E sembra una fotografia, ancora così. Io la chiamo molto più banalmente sindrome di Mercurio. Non lo so, probabilmente il modo migliore per far sì che i sardi facciano rumore è rafforzarne la coscienza nazionale. Certo. Io penso che non ci siano altre strade, perché un popolo che si sente omologato agli altri difficilmente inizia a fare rumore. Un popolo che capisce di avere delle peculiarità, che conosce meglio la storia, che si riprogramma la propria coscienza interiore perché si riappropria di una lingua che è sua anche se non gliel'hanno mai insegnata. Ecco, questo per me è il modo perché un popolo possa tornare a fare rumore. Se gli leviamo tutte queste essenze, probabilmente il popolo sardo non farà rumore, perché non troverà nemmeno il motivo per fare rumore, visto e considerato che gli mancano, come dire, i fondamentali, si direbbe, in un altro contesto. Vorrei dire un'altra cosa, e poi c'è Andrea Faedda, che io e Tonino Lopez abbiamo fatto un'operazione, 2 operazioni veramente. Una è quando abbiamo raccolto tutti gli spauracchi, che sono solo detti così, Samami Susoli, Samama Fontana, perché erano gli strumenti educativi. Ecco, io gli ho dato, Tonino ha affrontato la parte per gli adulti, perché è un libro diviso in 2. Io ho cercato di dare fisicità e azione a questi personaggi. Andando nelle scuole, ne abbiamo girato tantissimi in tutta la Sardegna di scuole, chiedevamo ai bambini: tu lo conosci Momotti? Ma se si alzava una mano era perché gliel'aveva detto la nonna. Allora anche rivivificare, e torniamo da dove siamo partiti, conoscere e rivivificare la cultura, che comunque in un posto lo chiamano Momotti, in un posto Bobotti, addirittura ho scoperto, non lo sapevo, però sempre lui è, che è l'unico senza genere, non è né maschio né femmina, è questo Momotti, infatti finisce con la I, la parola, non è né maschio né femmina. Basta. La Faedda vuole parlare. Diamo la parola ad Andrea Faedda, giusto per darci una tempistica. Diremmo che insomma finiamo verso le 21, magari l'incontro, giusto per tranquillizzare anche chi ci segue da casa. Che non, insomma è l'ultima domanda. Prego Andrea. Sì, intanto un saluto a tutti e grazie per questo bellissimo incontro e confronto anche. Io volevo fare una domanda a Carlo Pala, perché tra le tante difficoltà che lui ha elencato, di cui ha parlato, sull'indipendentismo, c'è qualcosa forse che magari non si è accennato e che io ho riscontrato poi negli anni della mia attività un po' di militante, ma anche così di osservatore. A me sembra, poi vorrei sapere da Carlo se condividi questa impressione, che poi nelle pratiche, nell'approccio anche della politica indipendentista ci sia proprio quasi la sensazione di stare in un mondo parallelo, cioè manca proprio la pratica inclusiva. Cioè manca una pratica di un approccio verso gli altri, cioè verso ciò che chi indipendentista non è, a cui tu ti rivolgi in realtà per portare avanti questo pensiero e convincerli anche di questo pensiero per costruire questa coscienza. E sembra che si viaggi su 2 dimensioni parallele. Cioè, il mondo indipendentista viaggia nella sua bolla, nella sua azione non è un'azione inclusiva nell'approccio, nelle pratiche, nel modo di fare, di incontrarsi. Spesso anche in attività non si riesce quasi a uscire da un mondo che più o meno è sempre settario, con declinazioni diverse, però alla fine questo è quello che si riscontra. Non si riesce a fare insomma un'opera di apostolato, ecco, uso un termine che forse rende l'idea da questo punto di vista, cioè non si riesce a uscire da se stessi, dalle proprie cerchie,
per stare con gli altri. Questo è, non so se tu cosa pensi? È una domanda molto, molto interessante questa, perché racconta un pochettino di quella che è uno dei principali problemi che l'indipendentismo sardo, diciamo, ha avuto, e spiego magari brevemente perché ha avuto e non ha così tanto adesso. Negli anni 70 l'indipendentismo era fortemente fazionale, cioè era caratterizzato da una come dire, contrapposizione quasi maniacale tra la virgole delle virgole dei punti e dei punti esclamativi. Siccome abbiamo sottolineato prima tanti problemi che l'indipendentismo sardo moderno, contemporaneo ha, diamo invece anche merito agli indipendentisti sardi contemporanei, soprattutto quelli che a partire dagli anni 2000, con la nascita di IRS, hanno creato un nuovo bagaglio ideologico. Perché bisogna farlo questo? E una delle principali, proprio per cercare di rispondere a te, Andrea, una delle principali, come dire, dei principali obiettivi che si sono posti, che ci siano riusciti o meno, non importa, fino a un certo punto, è come sdoganiamo l'idea dell'indipendentismo che c'era prima e proviamo a renderla il più possibile vicina ai cittadini sardi. Io dico sempre e sostengo sempre che il grandissimo merito dal punto di vista degli attori indipendentisti in quell'epoca è quello di aver creato, che l'indipendentismo nato in quegli anni ha creato una generazione allora di giovani, oggi di adulti giovani, che non hanno una tessera di partito in tasca, magari sono in giro per il mondo e per l'Europa, ma sono indipendentisti o sono fortemente attaccati all'idea di autoconsapevolezza di popolo, di coscienza nazionale. Quel periodo lì ha avuto, da un punto di vista politico, non tanto il merito, che pure in parte anche ha avuto, di dimostrare che l'indipendentismo sardo entrava nelle urne e usciva dalle urne, ma ha avuto un altro grandissimo merito, che è quello di sdoganare l'idea, soprattutto in una classe, scusatemi, non in una classe, in una classe, vabbè, chiamiamola così, di età che probabilmente era quella meno raggiungibile da quel tipo di idee. Non dimentichiamoci che in quel periodo si parlava a ogni piè sospinto di globalizzazione, e la globalizzazione era vista come la negazione delle particolarità locali. E se una cosa aveva la Sardegna era una particolarità locale, e quindi chi poteva andare a come dire, rivendicare i temi di cui noi stiamo parlando stasera era un particolarista. Invece quel tipo di esperienza, con tutte le contraddizioni, Andrea, che tu giustamente hai detto e hai anche detto di aver vissuto, quindi sei tu che insegni a me, ovviamente, senza ombra di dubbio, quello che è stato, e tu sei una testimonianza. Nonostante tutte quelle contraddizioni, i soggetti politici che si sono spaccati per visioni lideristiche diversificate al proprio interno, lo vediamo, però questo lo vediamo anche da altre parti, non è solo un problema degli indipendentisti. Negli indipendentisti si vede di più perché in teoria si ha l'idea perché non si uniscono mai, perché sono pochi e si vogliono pure dividere. Però se ci pensate, questo ragionamento può essere esteso a qualsivoglia altro tipo di realtà politica, centrale, regionale, nazionale, locale, dite quello che volete. Negli indipendentisti si vede di più proprio per queste caratteristiche. Eppure quelli che oggi sono in giro a Londra, a Belfast, a Berlino, a Parigi, a Barcellona, che non ne vogliono magari nemmeno sentire di prendere una
tessera di partito in mano, sono stati allevati in quella fase storica recentissima e quelle convinzioni non vanno più via. Ecco perché dico che quel tesoro c'è, perché non si è persa una trasmissione. Paradossalmente si è persa la trasmissione della lingua sarda, che in molti casi meritoriamente si sta cercando di colmare, ma non si è persa quella, o almeno si è saputa trasmettere meglio di quella della lingua che evidentemente aveva bisogno di altri registri che erano non semplici da ottenere. Però io credo che oggi l'indipendentismo sia potenzialmente, al di là delle differenziazioni che ci sono alle urne, un qualcosa che può unire, può continuare ad unire. E come piccola esperienza positiva in tal senso, mi piace sempre di ricordare quella del Sacorona dell'Ugo, dove indipendentisti che siedono in tutti i consigli locali e comunali dei comuni sardi, che magari fanno parte di partiti che oggi anche alle recenti elezioni regionali si sono presentati contrapposti gli uni con gli altri, sono riusciti, non lo so se per miracolo, lascio a voi la considerazione, sono riusciti ad andare assieme. E Hans sta cercando di fare questo, ora non lo dico per piaggeria, ma è così. Cioè il fatto di concentrarsi nel ristabilire una verità sul popolo sardo, cioè non ve lo dice nessuno, ve lo diciamo noi alcune cose, riflettete, studiate, perché poi è sempre lì che si torna. Il problema è sempre lo studio, è inutile. Il problema è l'approfondimento, lo studio, la riflessione, il confronto. Quindi benvengano. Vi ringrazio ancora immensamente di avermi invitato, ma ovviamente indipendentemente da me che non conto un accidenti, ma benvengano momenti di questo tipo, perché servono continuamente ad instillare il dubbio, ad instillare la riflessione. Scusate se io mi appassiono a questi temi, magari parlo troppo, mi dovete perdonare. Allora, vedo un'ultimissima, ve lo giuriamo, mano alzata da Raimondo Coseddu, a cui lascio la parola e poi la prendiamo noi per fare una brevissima domanda e una chiusura. Prego. Scusate, che per parlare, che vi può caricare un altro tasto. Uè Pao e Carlo, saluto a tutti. Ciao Tore. Va bene, allora non la consideriamo domanda. Okay. Grazie mille. Ciao Tore, saluti. Okay. Condivido tutto su quest'ultimo punto di Carlo. Bravo. Grazie, bravo. Allora mi collego anch'io a quest'ultimo punto di Carlo, che ringrazio a mia volta per tutto l'intervento. Mi è piaciuto molto sull'idea un po' di trasmissione, possibilità di trasmissione, e fare una domanda all'ultimissima, alla professoressa Copez, riferendomi a una fiaba e a un tema che poi approfondiremo meglio appunto nei prossimi incontri. La fiaba è forse la prima delle fiabe sardis, Canis Malos, e appunto mi è sempre piaciuto il fatto che avete scelto di cambiare il titolo e far sì che questa traduzione non fosse letterale, quindi cani malvagi, ma i cani ribelli. Non racconto la fiaba perché penso meriti di essere letta, però c'è un passaggio che mi è sempre piaciuto tantissimo rispetto appunto al rapporto con la natura e poi con l'ambiente circostante, che mi sembra appunto essere abbastanza presente e pregnante nella sua scrittura, anche in Pietre da favola e appunto in altri momenti vari. C'è un passaggio in cui appunto raccontate di questa paura del lupo, e questa paura del lupo appunto non è casuale, ma anche quella è costruita nel momento in cui alle generazioni di bambini passati avevamo insegnato ad avere paura del lupo, e quindi conseguentemente scrivete: la nuova coscienza appunto di non avere più paura del lupo può essere uno strumento per creare un rapporto diverso fra le generazioni di oggi e la natura, o quello che di essa rimane, inquinato e distrutto dai bambini che l'altro ieri avevano paura del vento, del buio e del lupo mannaro. Quanto è contato nella sua riflessione, in questa di trasmissione, anche rispetto a quello che dicevano dei silenzi, tanti silenzi anche sugli scempi ambientali e sociali in Sardegna? Quanto conta l'ambiente? È una prospettiva a lato, tornando alle parole di cui ci ha detto prima? Volevo farle questa domanda. No, conta molto, perché è una frase che uso sempre perché mi sembra chiara.
i luoghi, e per luoghi intendo il luogo proprio dove noi viviamo, non solo raccontano la storia e le storie, ma sono essi stessi storia. Quindi lo stretto legame, questo si è perso molto, dell'uomo con l'ambiente, si è perso negli anni 60 con l'urbanesimo, con l'industrializzazione, è lì che si è creato poi quel buco della memoria anche storica, quando si buttava la Sammesa dei Vaivani per metterci il tavolo di formica. Non so, voi neanche la formica conoscete, che siete troppo giovani. È stato uno scempio, quegli anni sono stati uno scempio. Però ecco, quel rapporto con la natura che prima c'era perché? Perché la natura parla e dialogavano, ma si capisce dalle fiabe il dialogo che c'è tra gli umani e il luogo dove essi vivono. Perché quando abbiamo scritto contro Nopes Pietre da fiaba, stavamo tornando nella 131 e ad un certo punto ho detto: ma guarda quante pietre ci sono in Sardegna, facciamole parlare. E le pietre hanno parlato. Noi, mettendoci in contatto con i comuni, abbiamo chiesto se c'erano leggende legate a quelle pietre. Pochissimi ne avevano una, altri abbiamo davvero dovuto interrogare noi le pietre, perché ci devi andare dalla pietra e ascoltarla a seconda della forma che ha. Però come sono trattate questi monumenti nostri di pietra? A Guspini c'è quell'organo a canne di basalto, si chiama così perché è proprio a forma di organo, è chiuso dentro un posto, una scuola, mi pare, una casa di un pastore, c'è chiuso col cancello, non c'è scritto da nessuna parte, non si può vedere, non si può toccare. E allora io ritorno alla base, la formazione della coscienza sta anche nell'avere cura intanto delle nostre cose, ma interagire immediatamente. Ecco perché l'ambiente, anche in tutte le altre fiabe, sia nelle fiabe sarde che negli spauracchi, che nelle pietre da fiaba, sempre perché è protagonista alla fine. Non so. Grazie mille della risposta e insomma della riflessione. Cioè, la continueremo, la porteremo avanti nell'incontro dedicato appunto all'ambiente e ricercazione a riguardo, di cui vi faremo sapere, e Paolo vi salutiamo. Sì. Direi che è arrivato il momento di lasciarci. Vuoi dire due parole? Ma no, niente, volevo ringraziare tutti e tutti per essersi collegati. Avevo una domanda per il professor Pala, però alla fine mi rendo conto che negli ultimi interventi infatti anche io volevo dire chi è Rossana e questa professoressa. Carlo, era una perdonatemi, ovviamente per rispetto. Grazie, ma no. Va bene Carlo, benissimo. Va benissimo. No, avevo una domanda per Carlo, ma alla fine hai risposto soprattutto negli ultimi interventi, quindi non la faccio. Io ringrazio tutte e tutti, ringrazio Maria Luisa, ringrazio Rossana e Carlo. E niente, siamo in orario, oltretutto siamo riusciti a rispettare bene l'orario e ovviamente vi faremo sapere per il secondo e i successivi appuntamenti dei seminarios di Hans sui nostri canali, quindi se avete piacere seguite i canali, così sarete insomma informati su cosa sta succedendo. Come dicevo, l'appuntamento lo caricheremo nel canale YouTube di Hans e ci diamo appuntamento mese prossimo, ancora sulla data da stabilire. Io aggiungo solo grazie e a presto.